Buongiorno a tutti, in qui siamo a Ciandamolin di Castelmagno, in Bezio Donadio, della bottega occitana, che non scontare qualche rendenele e del suo lavoro e della sua vita ici a Castelmagno. Ici a Sant Damolin era lo tempo di obiettivo de coscienza de Matteis prin comune d'Italia gli aveva portato a Castelmagno. In famiglia era mamma che faceva andare un negozio, mio padre faceva lo pan, i miei barba facevano vien l'oste. Tutto mi giravo io ma da fare. Però a Castelmagni montava costruenti Dario Anghilante, Sergio Berardi a suonare, ok. Ha incominciato a donare una mano un po' mi fra le sculture. È svenuto naturale parei che mi fermessi sì. Di tempo scambia tutto, scambia tutto. La bottega è un bot andava anche la gente dal posto, di gente turismo in era poco, quindi se un bot vendesse un ballone di pasta e di pan, io vendesse dei libri, la roba buona che si fa al posto. Lo territorio deve fare le cose buone e deve far sapere a che sono pas ici che ha delle cose buone. Allora, tipo, ti fai una bella pagina Facebook, la dovresti bene. Per tu che ici a Ciandamolin, durante il Covid, era una vita da resistente. Che è cambiato in questi mesi, in questi 2 mesi di confinamento? A Castelmano avevo visto di tutte, io stesso nella mia vita ho passato almeno cazzo in bot, bara in casa su di mettere di neo, te sapevi proprio non che capitava in tal mondo perché ti mancava la luce, mancava il telefono, ma che nel 2010 avevamo un'alluvione, una grande nevicata, non avevamo più niente. Noi altri l'avevamo nella testa, il protocollo, e quando capita qualcosa sapevamo già che fare. Il Covid l'era dura perché non si è venuto a mancare a noi altri che avevamo deciso di stare in montagna la cosa che non ha fatto stare qui. La libertà di poter andare in Tevulen, ti 200 metri in cui neanche andare più all'aiga al bacia secca. E bara in casa un tal paese per 2 mesi, ici a Castelmano dal 1970 lavora al centro Lusitano detto dal Mastro, uno dei partigiani che trafficava si attraverso. Si unì a sto centro, ai tempi era di Matteis che fra tante cose la faccia la bus di Castelmagno che adesso. Un giornaletto, la sua sede gli aveva da manca di un po' di una sistema. Tu come sei ottimista per l'endemán des Valados, per la nostra lingua? Tutto dipende da quei pochi che riescono a resistere sulle nostre montagne. La nostra lingua funzionerebbe fino a che sarebbe gente sul territorio. Perché noi altri abbiamo gente nuova che sono arrivata a Turin, ma e anche dei rumeni che sono in pianta stabile perché fanno delle nuove aziende. Da supplicare i buttano Lusitano perché le sparei. Se tu vivi in posti e ti hai 10 persone intorno a te e ti sei l'unze e tu ci preghi in Lusitano e vengo tu a applicare Lusitano. Io sono convinto che l'economia del comune di Navarada faccia anche cosa dei binari. Come dicevo prima, la bottega è stata aperta dai nonni dal 37. Tutto l'anno che fa di loro, ora si fa più. Perché il mondo cambia e tu devi, come i camaleonti, cambiano colore, tu cambi
per stare a galla bene, non per sopravvivere, ma per avere una vita dignitosa.